È giovedì 20 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Una buona mattinata anche da Marco Carli. Fra poco con Marco leggeremo insieme i quotidiani, quelli regionali prima e poi quelli nazionali, ma intanto vi do un'ultima ora perché la Polizia di Stato, assieme agli agenti della sezione antiterrorismo della Digos, dalle prime luci di oggi sta dando esecuzione ad una ordinanza cautelare messa dal giudice per le indagini preliminari, una richiesta della Procura distrettuale che dispone la custodia in carcere nei confronti di due soggetti che sono accusati a vario titolo di reati di devastazione e saccheggio, danneggiamento, imbrattamento, resistenza anche a pubblico ufficiale durante una pubblica manifestazione particolari nel corso della mattinata, nel corso dei telegiornali della giornata. Ma intanto adesso parliamo di politica, perché ieri è stata presentata la mozione di sfiducia delle opposizioni al governo Schifani, ma c'è comunque una polemica perché a questa diciamo, mozione di sfiducia non ha aderito Cateno De Luca. Vediamo i particolari. È tempo di mozione di sfiducia in Assemblea regionale siciliana. Le opposizioni l'hanno presentata oggi, così come avevano annunciato e promesso dopo il ritiro in abbazia a San Martino delle Scale della scorsa settimana. Noi con la mozione di sfiducia, proprio perché Schifani scappa, lo vogliamo portare in aula per discutere di quello che è la problematica in Sicilia. 23 i voti messi insieme, 26 se ci saranno anche quelli di Sud Chiama Nord, ma perché la mozione possa riuscire ne mancano comunque almeno altri 10. Conta di trovarli nella maggioranza Ismaele Lavardera. Noi stiamo cercando, e dico questa notizia, anche di prendere dei voti della maggioranza, e vi posso dire in anteprima che stiamo lavorando e probabilmente potremmo avere anche qualche firma di deputato della maggioranza che sta comprendendo di essere in un governo disastroso. È l'unica cosa che ci permette di fare le regole del gioco parlano di mozione di sfiducia. Noi faremo il possibile e chi dice dimettetevi in massa, rispondiamo chiaramente che se ci mettessimo in massa rientrerebbero i primi non eletti. Vi immaginate un regalo fatto a Schifani dimettendomi e quindi facendo entrare qualcuno al posto mio? No, grazie. Lavardera non perde l'occasione per lanciare un'altra polemica e rispondere a distanza a Sud Chiama Nord. La polemica viene sposata anche dai pentastellati contro Cateno De Luca. Cateno De Luca decida prima cosa vuole fare da grande. Cateno De Luca risponde a tutti invitando Galvagno a calendarizzare subito la mozione e promettendo di aggiungere i propri 3 voti, ma poi ribadisce perdere tempo con un documento chiaramente condannato ad essere bocciato non è quello che serve alla Sicilia, è solo demagogia. E al suo omonimo pentastellato replica: io sono già abbastanza cresciuto, basti ricordare che nel 2022 ho preso più voti del candidato 5 Stelle e di quello del PD messi insieme. Allora, una bella atmosfera. Sì, una bella polemica, no? Oltretutto, che ovviamente tiene banco sui quotidiani regionali, e andiamo a trovare proprio il titolo sulla prima pagina della Sicilia, perché non è il titolo di apertura, perché c'è, e ne parleremo tanto anche durante la rassegna stampa nazionale, più questioni di politica nazionale, ma la politica regionale trova spazio in questo box nel taglio centrale: mozione anti-Schifani, campo largo compatto, ma il futuro è un rebus. Se ci inoltriamo nelle pagine interne troviamo sulla Sicilia questo titolo con virgolettato: chi non firma la sfiducia sta con Totò Schifani. Le opposizioni lanciano la mozione contro il governatore, 23 voti su 36 necessari all'Ars. De Luca ne assicura 3, ma dimettiamoci tutti. I presagi giudiziari, i timori dei peones di maggioranza, la prossima scossa non reggiamo. Controcorrente, ora i siciliani capiranno chi sta con indagati e incapaci. Questi sono ovviamente sempre dei virgolettati. Vi porto poi sulla prima pagina di Repubblica Palermo, perché anche in questo caso c'è il titolo, ma è il titolo di apertura del quotidiano, che spesso, lo sappiamo, si occupa di politica in primo piano, e questo è il titolo che troviamo proprio su Repubblica: sfiducia a Schifani, le opposizioni a caccia di voti, presentata la mozione dopo il caso Cuffaro, nella maggioranza è ancora lite sulle nomine. Pagina interna della Repubblica per chiudere, eccolo qua: opposizioni unite
sulla sfiducia a Schifani, si bloccano le nomine. PD, Movimento 5 Stelle e Lavardera presentano la mozione contro il governatore. La crisi nella maggioranza congela gli incarichi in enti IACP e sanità. E poi la foto che abbiamo visto praticamente su tutti i quotidiani: i deputati Ismaele Lavardera, Michele Catanzaro e Antonio De Luca presentano all'Ars la mozione di sfiducia per il governatore Schifani. A te. Adesso invece siamo a Catania, c'è una novità direi storica nella festa di Sant'Agata. Sono stati commissariati dall'arcivescovo Renna i circoli e le associazioni agatine. Nessuna sfiducia, ha spiegato in una lettera pastorale l'arcivescovo, è solo il desiderio di ricominciare. Ci saranno soci di devozione e soci effettivi. Vediamo questo servizio di Lorena Dolci. È una novità importante, circoli e associazioni agatine azzerate. Con una lettera datata 1 novembre, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, ha deciso il commissariamento del sistema sociale che ruota attorno alla festa della patrona di Catania. Nessuna sfiducia, spiega Renna, ma il desiderio di ricominciare nel segno della fede e della formazione cristiana. Le associazioni da sempre sono state luogo e occasione per tanti di aderire soltanto per devozione, semplicemente e sinceramente per partecipare alle processioni, indossare quella coccarda, e questo è un segno semplice che non ha nulla di riprorevole, anzi una cosa bella, ci si sente legati in questo modo a Sant'Agata. E questi sono tutti soci. La differenza tra soci di devozione e soci effettivi è semplicemente questo: dare la possibilità che il governo di queste associazioni appartenga a quanti davvero l'associazione la vivano. Ci sarà anche un registro delle presenze. I soci effettivi sono tenuti a partecipare alle iniziative in modo continuativo. A loro sarà consentito un massimo di 3 assenze. Un nuovo inizio per marcare in maniera radicale la differenza tra chi il sacco lo indossa una volta l'anno e chi testimonia giorno dopo giorno la fede a Sant'Agata. E in mattinata nel corso di Buongiorno Sicilia torneremo a parlare di questo tema che adesso leggeremo anche dai giornali. Lo faremo proprio con Monsignor Barbaro Scionti, il parroco della cattedrale di Catania. Marco. Di lui si parla ovviamente anche sui quotidiani, così come della decisione che troviamo anche sulla prima pagina del Tomo di Catania della Sicilia. È proprio il titolo di apertura: Sant'Agata, i circoli, le associazioni e il commissariamento annunciato, così viene definito dalla Sicilia, avviato dopo le notizie di infiltrazioni mafiose, è stato accelerato con l'arrivo di Renna. Dal giorno del suo arrivo in città, leggiamo anche all'interno, Renna non ha fatto venire meno gli inviti ad una devozione, lo ricordiamo, meno folcloristica e più sentita. Adesso l'iniziativa, che non va considerata punitiva ma che vuole invitare a una maggiore presa di coscienza tutti gli elementi che orbitano attorno alla festa. Se andiamo nella pagina interna, anche in questo caso, come abbiamo fatto nella la notizia precedente, quella legata alla politica, vediamo il titolo con l'iniziativa di Monsignor Renna: fine di un iter, è arrivato dopo i ripetuti inviti dell'arcivescovo a vivere la fede con maggiore fervore religioso. Un percorso, anche qui andiamo all'interno, cominciato a partire dall'eco dei processi a carico di affiliati ai clan mafiosi che orbitavano nelle associazioni e attorno al Fercolo, e dalla presa di posizione pubblica di Monsignor Barbaro Scionti, parroco della cattedrale, che nel 2019, contrastando chi voleva a tutti i costi compiere la salita di San Giuliano la mattina del 6, manovra bocciata dal capo Fercolo Claudio Consoli, ordinò che il Fercolo facesse ritorno subito in cattedrale, apostrofando chi ostacolava questa operazione con: cari delinquenti, siete soli ed isolati. Questo è il tema. Sì, intanto c'è una notizia: torna in carcere l'ex deputato regionale Paolo Ruggillo. Ieri sera la Cassazione ha chiuso il capitolo processuale che era legato ad un'operazione antimafia dei Carabinieri di Trapani denominata Scrigno, confermando nella quasi totalità la sentenza di appello che risale a gennaio dello scorso anno. Condanna definitiva a 12
anni. Adesso siamo a Palermo, riesplode la violenza, rissa con accoltellamento in via La Lumia, a Ballarò invece uno studente universitario è stato rapinato e colpito con pugni in faccia. Ancora violenza, ancora feriti a Palermo, questa volta è via La Lumia ad essere teatro di scontro. Prima gli insulti e gli spintoni, poi i calci e i pugni, improvvisamente salta fuori un coltello e di almeno 2 feriti il bilancio di una rissa avvenuta di notte. Ad avere la peggio sono stati un 42enne che ha riportato un brutto taglio a un braccio e un altro uomo che però barcollante e sanguinante si è allontanato prima che arrivasse la polizia. In questo video amatoriale un uomo viene soccorso, ancora sanguinante. Secondo quanto ricostruito sinora, la situazione sarebbe degenerata in una manciata di secondi. 2 uomini avrebbero avuto una accesa discussione in cui poco dopo sarebbero stati coinvolti gli altri. Nella colluttazione un uomo avrebbe estratto l'arma ferendo al braccio destro il 42enne, poi soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia, dove al termine delle prime cure i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. Via Isidoro La Lumia non rientra nel perimetro delle zone rosse istituite dal prefetto. Qualcuno ha deciso, o forse un gruppo di gente, di persone, che non vogliono occuparsi di questo problema perché fa comodo che le cose restino così, perché non si mette mano a cose molto più grandi di quelle che vediamo, perché la rissa piuttosto che la scaramuccia è un problema che deriva da problemi più gravi. Inutile che pensiamo che quello che succede è la parte finale, quella è soltanto il braccio armato. La violenza è esplosa anche a Ballarò. Uno studente universitario è stato infatti ferito e rapinato da un gruppo di giovani, immobilizzato e colpito con pugni in faccia. Gli sono stati portati via il cellulare e pochi spiccioli. Marco, allora, ricorre spesso questa notizia, questi fatti. È un tema che ritroviamo e che raccontiamo giornalmente nei nostri TG, ma che in questo caso solleva anche una polemica e una considerazione legata, l'abbiamo sentito, a quelle che sono le zone rosse, perché mentre i casi diminuiscono proprio all'interno delle zone rosse, aumentano dalle altre parti della città, del capoluogo, per cui su Repubblica Palermo troviamo proprio questo titolo: sicurezza a 2 facce, reati in calo in zona rossa, però nuova rapina a Ballarò e, come abbiamo sentito, le aggressioni. Questi dati sono significativi. La questura, che parla di un meno 65% al massimo, stiamo parlando delle zone rosse, meno 84% alla Vucciria. Aggressioni però in via La Lumia e in centro storico, anzi si parla appunto di uno sconfinamento nelle aree dove non c'è una vigilanza rafforzata, a partire proprio appunto da via La Lumia, dove lunedì sera 2 uomini sono rimasti feriti in una rissa culminata con alcune coltellate. Uno studente universitario è stato rapinato e aggredito da una baby gang a Ballarò. Questi dati che fanno riflettere appunto su questa notizia che dice che la sicurezza appunto è a 2 facce, come leggiamo dal quotidiano. Altro fatto di cronaca che abbiamo raccontato comunque nei nostri telegiornali: a Messina, in un liceo, 2 studentesse di un istituto, di un altro istituto, sono entrate praticamente in un liceo per l'appunto e hanno poi colpito con calci e pugni in faccia e anche all'addome un'altra giovanissima, un'altra coetanea. Pare che sia questo blitz sia scattato, questo blitz di violenza sia scattato per motivi di gelosia. Abbiamo sentito anche la mamma della ragazza vittima dell'aggressione. Pianificata in ogni minimo dettaglio quella avvenuta ieri mattina al liceo Basile di Messina. Vittima una studentessa di 17 anni. La sua colpa, quella di frequentare un compagno di classe, sarebbe stata quindi la gelosia a scatenare la furia di una coetanea, sua ex compagna di classe sino allo scorso anno, che adesso frequenta un altro liceo cittadino, ex fidanzatina dello stesso giovane. Insieme ad un'amica si sarebbe intrufolata all'interno della scuola grazie al cancello aperto per il pulmino dei disabili. Secondo quanto ricostruito sinora, fino a questa mattina, le ragazze avrebbero sfruttato questo ingresso alla palestra da questo padiglione, ma tutto è stato ripreso. Qui vedete le telecamere di videosorveglianza. Con un escamotage, la convocazione da parte di una professoressa, la giovane è stata attirata nei bagni della palestra e lì calci e pugni in faccia e all'addome. Parla la madre Maria. Hanno iniziato in 2, ad alzare mani, di che poi una si è fermata e l'altra ha iniziato a riprenderla. Ha fatto un video. Giustamente mia figlia a quel punto ha iniziato a gridare, da cui è stata sentita da altre
ragazze che erano in palestra. La famiglia e la scuola hanno presentato denuncia. L'aggressione infatti era stata preceduta da minacce nei giorni scorsi. C'erano stati dei segnali che mia figlia domenica sera ha ricevuto dei messaggi a cui lei non ha dato mai risposta, e in quel mente diceva questa ragazza che le veniva male, che tu lo sai cosa sono capace io di farti, tutti insulti a mia figlia e tutto qua. Oggi è tornata in classe, comunque alla ricerca di una normalità, ma scossa, così come tutta la comunità scolastica. La violenza tra i giovanissimi e anche tra le giovanissime sta diventando una costante. A Messina in particolare sono ripetuti diversi episodi. Diversi episodi negli ultimi anni, nell'ultimo periodo. Noi andiamo subito a vedere quello che è il titolo che troviamo nella parte bassa della pagina della Repubblica, pagina interna, con il titolo "Sedicenne attirata in un tranello, pestata a scuola da 2 coetanee". A interrompere il pestaggio della ragazza, abbiamo sentito anche nel servizio di Francesco Triolo, sono stati alcuni studenti che erano arrivati in palestra pronti a iniziare la loro lezione di educazione fisica. Le 2 ragazze sono fuggite e un collaboratore scolastico accorso immediatamente, è caduto e si è ferito nel tentativo di fermarlo. I genitori della vittima hanno denunciato l'accaduto e la giovane è stata portata in ospedale, dove è stata emessa una prognosi di 8 giorni. Notizie che fanno ovviamente anche riflettere sulla situazione in generale dei più giovani. Ma tornando invece alla rassegna stampa, vi faccio vedere una pagina della Sicilia che parla invece di quello che dovrà succedere fra poco. Ne parleremo anche nel corso della trasmissione. Via Santa Sofia un doppio test, perché oggi ci sono i test realmente di medicina, ma si verificherà anche come funzionano i varchi di emergenza. Il presidio rafforzato alla prova dell'assalto di oltre 2000 candidati. Appello del Comune a evitare di percorrere la strada nelle ore diurne e a usare i mezzi pubblici. Poi andremo a vedere fra poco anche dalle telecamere cosa succederà. Saremo sul posto. Che cosa sta succedendo, e saremo sul posto per darvi tutti i dettagli. A proposito di situazioni legate a centri cittadini, andiamo sul Palermo per vedere, su Repubblica Palermo, per vedere questo titolo del De Ora all'Olivella in via Belmonte, a giunta comunale vara il piano decoro. Di questo ne abbiamo parlato tanto anche per quanto riguarda Catania, ne parliamo soprattutto prima del periodo estivo o natalizio. In questo caso è proprio Natale che incide per Palermo. Sarà la piazza a cambiare volto dopo fioriere, panchine e dissuasori. Tra poco arriveranno le nuove verande, per cui chiaramente vi facciamo vedere anche questi dati, perché spesso parliamo di violenza e altri fattori nelle nostre città, ma certe volte si parla anche di dati diversi. Sulla Gazzetta del Sud, era una delle prime pagine che non vi abbiamo fatto vedere, c'è il sequestro della maxi discarica abusiva e disastro ambientale. Sono 11 gli indagati, il sito di Vallone Guidara a Messina. E poi il titolo di apertura è legato all'incontro fra Meloni e Mattarella, ne parleremo diffusamente, per cui fra poco nella rassegna stampa nazionale, e poi anche dell'Ucraina. Questo è la Gazzetta del Sud con le sue prime pagine. Gazzetta del Sud come Messina, che fa rima ovviamente con il ponte, con tutto quello che troviamo legato a questa infrastruttura che da anni fa discutere, di cui si parla da decenni e che trova in questi giorni sempre dei dettagli importanti. Ad esempio l'emendamento del PD sui fondi che infiamma la battaglia parlamentare. I senatori Nicita e Irto chiedono che le risorse tratte dai fondi di sviluppo e coesione tornino alle 2 regioni coinvolte per opere più utili e urgenti. Le opposizioni cercano sponde anche nella maggioranza. La motivazione è che è ormai impossibile che i cantieri comincino entro il 2025 e dunque si riallochino quei fondi. Questo è il tema, con le varie iniziative dei vari fronti, sempre a Messina, sia del no che del sì per quanto riguarda
l'incontro ovviamente e il ponte. Restiamo ancora sulle pagine interne dei vari quotidiani perché vi facciamo vedere questo titolo legato alla Sicilia di Catania, perché è una notizia che ha trovato ampia eco su tutti i quotidiani nazionali, anche sui TG nazionali, e la Sicilia è in parte coinvolta perché lo studente massacrato a Milano, pensate, per 50 euro, probabilmente resterà disabile, è un ragusano che studia alla Bocconi. Danni permanenti per il 22enne accoltellato da baby gang in Corso Como, stiamo parlando di una zona ampiamente frequentata dai giovani, ricca di locali a Milano, comunità sconvolta, premiato in concorsi di scrittura. Il sindaco dice in contatto con i genitori, situazione veramente drammatica per questo ragazzo, veramente incredibile pensare, massacrato appunto per pochi spicci, e questa è la situazione. Una parentesi leggera, poi la ritroviamo magari a livello nazionale per quanto riguarda lo sport, solo per parlare del Catania e del Palermo, perché in casa Catania si va verso la sfida con la squadra del Latina, e c'è l'occasione per Andrea Corbari perché è squalificato Quaini, e dunque c'è la possibilità per Corbari. Si pensava che potesse giocare titolare anche la scorsa partita, probabilmente giocherà dal primo minuto in questa con il Latina. A proposito, c'è un legame perché Corbari è un ex Entella, il Palermo troverà l'Entella e Brunori ritorna anche lui alle origini con l'Entella da ex a caccia di gol. Nel 2022 il capitano è stato l'ultimo del Palermo a segnare a Chiavari, dove aveva giocato l'anno prima, un Palermo che deve risalire la corrente in classifica. Angelo. Grazie Marco, torniamo da te fra poco per i quotidiani nazionali, ma intanto c'è un'ultima ora, vi do la notizia di un'operazione dei Carabinieri di Catania, operazione che è stata eseguita e supportata anche da militari dello squadrone Eli portato dei cacciatori di Sicilia e anche dalle unità cinofile e dal 12° nucleo elicotteri di Catania. Comunque 10 sono i soggetti raggiunti da questo provvedimento. Le indagini riguardano una situazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e quindi responsabili anche di detenzione e porto illegale di armi. Particolari, come sempre nel corso della giornata nei nostri telegiornali. Adesso vi faccio vedere qual è la situazione traffico a Catania. Siamo in via Vincenzo Giuffrida, il traffico è piuttosto sostenuto, però diciamo nella norma per l'ora di punta. Da via Vincenzo Giuffrida restiamo a Catania sempre per il momento. Siamo sul Tondo Gioieni, qui il traffico è un po' più rallentato in entrambe le direzioni, sia in direzione Ognina sia in direzione Policlinico, e quindi fra poco cercheremo di capire qual è la reale situazione in via Santa Sofia. E poi sempre sulla stessa tratta adesso vi facciamo vedere, sempre sulla circonvallazione, chiedo chiaramente alla regia di commutare, se possiamo. In questo momento non possiamo mostrarvi l'altra parte della circonvallazione. Allora che cosa mi fate vedere? L'Etna sicuramente, che è imbiancata stamattina, eccolo qui a tutto schermo, vediamo anche il vulcano con la prima neve, e c'è comunque dell'attività sommitale, qualche sbuffo diciamo di cenere dalla sommità del vulcano. Cercheremo di verificare qual è l'entità. E poi ancora l'Etna vista anche da Taormina, la neve vedete proprio in alto, e poi il golfo di Taormina in questa splendida cartolina della nostra regione. Ci dobbiamo fermare, fra poco torniamo di nuovo insieme, torniamo soprattutto a leggere i quotidiani con Marco Carli e poi ci avviciniamo anche ai primi ospiti della mattinata. Buongiorno Sicilia. E come già annunciato, adesso andiamo da Marco Carli per leggere i quotidiani nazionali.
che aprono, Angelo, quasi tutti con la notizia della visita di Giorgia Meloni al Quirinale, a Mattarella, dopo che si è inceppato il meccanismo per le dichiarazioni rubate, fra virgolette, a un consigliere del Presidente della Repubblica, che gettava un po' di discredito sul governo attuale. Ieri c'è stato questo colloquio, vedremo sui giornali che la linea è un po' diversa a seconda dei quotidiani che raccontano la notizia. È il tema principale, poi c'è quello della possibile pace in Ucraina, con un'ipotesi di accordo fra Stati Uniti e Russia che certo non trova d'accordo Zelensky, e poi la questione della manovra e altro. Ma intanto partiamo dal Corriere della Sera con proprio il titolo che troviamo, che è questo: Mattarella, Meloni e disgelo. Il faccia a faccia dopo le parole di Bignami, perché era stato poi un deputato di Fratelli d'Italia a dare il senso della notizia che vi abbiamo raccontato, poi riportata dalla Verità, e poi di seguito tutte le polemiche che ne sono nate. Sul consigliere del Colle, il PD, un incontro doveroso, la Premier contro Garofani, questo è il consigliere, il nome del consigliere della Repubblica, del Presidente della Repubblica, e poi la nota di Fratelli d'Italia, sintonia, caso chiuso. Che cosa troviamo ancora sulle prime pagine? Vi dicevo, esercito ridotto, meno armi e addio Donbass. Questo è il piano, ipotesi Stati Uniti-Russia, che mette all'angolo Kiev, ma sembra che appunto l'Ucraina non ci stia, bisogna Posso vedere. darti un aggiornamento su questo, perché c'è, pensa, la portavoce diciamo, di Mosca, la famosissima Maria Zakharova, che dice che ufficialmente la Russia non ha ricevuto alcun piano di pace dagli Stati Uniti. Perfetto, questo è quello che dice ovviamente Mosca. Questo è quello che dice Mosca. Dall'altro lato appunto sono trapelate queste notizie che vengono riportate da tutti i quotidiani di un'ipotesi di accordi. In effetti abbiamo parlato anche noi di ipotesi, giustamente la Russia smentisce. Andiamo a vedere poi una notizia di sport, perché è sempre festa per quanto riguarda l'Italia quando si parla di tennis, contrariamente a quanto succede nel calcio, perché nonostante non ci sia Sinner e nemmeno Musetti, l'Italia vince 2-0 contro l'Austria e va in semifinale di Coppa Davis, incontrerà il Belgio. Vediamo un po' all'interno, sempre del Corriere, quelle che sono le notizie legate appunto a ciò che è successo al Quirinale. Si parla delle parole appunto del consigliere di Mattarella, parole inopportune, faccia a faccia di semplicemente 20 minuti, sintonia ribadita, in serata Fratelli d'Italia parla di caso chiuso. Ma cos'era successo? Tanto per ricapitolare un po' qual è il senso di questa polemica che è nata. Si parla di una cena in cui qualcuno ha preso nota di quello che ha detto questo Garofani. La cena tra romanisti, pensate, sulla terrazza, e la mail che ha tradito, fra virgolette, il consigliere. La tavolata vista Piazza Navona, il testo con le sue frasi inviato ad alcuni quotidiani a firma Mario Rossi. Il consigliere si chiama, è diventato molto noto in queste ultime ore, Francesco Saverio Garofani, e dalle sue parole appunto in questa cena particolare è nato tutto quello che abbiamo visto. Praticamente, Angelo, bisogna stare attenti a non parlare in qualsiasi situazione e condizione. Vi dicevo, come viene trattata la notizia? Su tanti quotidiani è la notizia così come viene raccontata dalle note che arrivano da Palazzo Chigi, soprattutto più che dal Quirinale. Meloni va da Mattarella, dietro front Fratelli d'Italia e tregua. Questa è una parola che ritorna sui quotidiani nazionali con il titolo della Repubblica in questo caso. Troviamo in altri quotidiani pressappoco la stessa situazione. Guardate qua sulla Stampa: Meloni da Mattarella, tregua dopo lo scontro. Questo è il titolo della Stampa, la parola tregua che ritorna. Come titola invece La Verità, che è il giornale da cui è partito tutto, diretto e fondato da Maurizio Belpietro. Il nostro scoop, ovviamente La Verità rimarca questa nota, perché appunto da questo quotidiano è partito tutto. L'uomo di Mattarella,
conferma tutto, però non vuole mollare la poltrona, questo è il titolo. Il Quirinale aveva definito ridicola la rivelazione sul piano antimeloni del dirigente, peccato che egli stesso abbia confessato che era vera, sminuendo però, solo chiacchiere tra amici, l'abbiamo visto anche sul Corriere della Sera, appunto, amici romanisti che parlavano anche di politica. Lui è libero di tifare chi vuole, questa è la considerazione del quotidiano, non a fianco però del Presidente della Repubblica. Ma vi dicevo, ci sono quotidiani che hanno un punto di vista completamente diverso di quello che sta succedendo nei rapporti fra il Quirinale e Palazzo Chigi, soprattutto due, Domani e il Manifesto. Su Domani, guardate il titolo, Meloni-Mattarella, scontro totale, per cui non c'è tregua, come dicono altri giornali, ma scontro. Qua siamo molto avanti, in questo titolo siamo molto avanti, perché addirittura... Ti dicevo che appunto c'è questa differenza e la notiamo proprio dai titoli. Da tregua siamo passati a scontro. Così la leader, però c'è un motivo secondo Domani, perché la leader vuole scalare, siamo avanti, vuole scalare il colle, esattamente, fallisce l'incontro distensivo, fallisce, vedi? Mentre nelle altri quotidiani 20 minuti, tutto a posto, caso smontato, fallisce l'incontro distensivo tra il Presidente e la Premier, che tiene il punto, Garofani inopportuno, la roadmap della capa di Fratelli d'Italia per provare a conquistare il Quirinale nel 2029, l'imbarazzo dei moderati. Se andiamo sul Manifesto, la notizia è ancora più evidente, secondo appunto quello che dicono i vari quotidiani. Si parla addirittura di scalata. Dopo l'attacco di Fratelli d'Italia, Meloni sale al Quirinale per un colloquio con Mattarella, ma al termine rilancia le accuse contro il consigliere Garofani. Il caso non è chiuso, dice il Manifesto, proprio per volontà della Premier, che vuole tenere sotto pressione il Colle in attesa di poterlo conquistare. Quindi diciamo che sono molto in linea sia il Domani che il Manifesto, il Manifesto. E Domani sono in linea. A noi piace farvi vedere come appunto le notizie, la stessa notizia venga interpretata in vari modi sui vari quotidiani. Vi faccio vedere invece altre notizie che troviamo, ad esempio legate alla manovra, perché la manovra è un tema che anche in questo caso non ci fosse stata la politica di mezzo, oddio la manovra è sempre politica, però non ci fosse stata la politica e le polemiche fra... Ma c'è molta economia nella manovra, c'è molto della nostra vita anche quotidiana. Ecco, sarebbe un titolo di apertura quasi di tutti, invece così non è, perché la gente poi magari è forse più interessata, ci abbiamo un po' giocato anche noi, sulle polemiche in una cena. Ma sul Messaggero c'è questo titolo, taglio del canone RAI, tra gli emendamenti segnalati spunta quello della Lega con lo sconto da 90 a 70 euro, questo vale un po' per tutti noi, anzi praticamente per tutti, per ognuno di noi, per la TV. Nel pacchetto di maggioranza proroga della detassazione sugli aumenti salariali, resta il nodo degli affitti brevi. Questo il Messaggero, ma il tema è ripreso ovviamente anche dal Sole 24 Ore, il quotidiano economico per eccellenza della nostra nazione. Emendamenti segnalati, ok ai condoni fino a settembre e poi 2027 lì per ammortamento. Si parla appunto della manovra con la riforma, anche la riforma fiscale, più sconti per spese familiari a carico per spese dei familiari a carico nel 730 del 2026. Tema, ripeto, fondamentale, che sarebbe diventato di apertura su quasi tutti i quotidiani, non ci fosse stata la polemica politica che abbiamo visto. E poi c'è un altro tema che invece diciamo giustamente e ovviamente mette d'accordo le due parti politiche, che è questo, che ritroviamo, se ne è parlato tanto in questi giorni, ma adesso è diventato una notizia definitiva: senza consenso è stupro, primo via libera alla legge, se non c'è consenso è violenza sessuale. Il primo via libera è arrivato alla Camera alla proposta di legge bipartisan, è difficile
difficile sentire dire ormai questa parola in Italia, è una legge che accomuna tutti, che riscrive il reato di stupro. Il testo approvato all'unanimità è frutto di un accordo ai vertici tra la Premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. La proposta di legge passa ora al Senato, un'ipotesi è l'approvazione definitiva in una data simbolo come il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Angelo, a te. Molto bene, grazie Marco, con te ci ritroviamo ancora più avanti durante la nostra trasmissione. Adesso una breve sosta e poi il primo degli ospiti della nostra mattinata. Bentornati di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, con noi in studio adesso la presidente di LAD, la dottoressa Cinzia Favara Scacco. Buongiorno. Buongiorno. Accanto c'è il professor Andrea Di Cataldo, buongiorno professore, Buongiorno. Che è responsabile del reparto di emato-oncologia pediatrica del Policlinico di Catania. Ma non solo questo, perché è il direttore di questo master universitario di livello in psicologia pediatrica, giusto? Adesso ne parliamo, di questo master che arriva fra non molto. Intanto la vostra iniziativa è importante. Partirei dal reparto, perché più che, una zona di un ospedale è quasi una casa accogliente per le famiglie, ma anche purtroppo per i più piccoli, per quelli che sono sfortunati, che purtroppo, ahimè, soffrono di alcune patologie gravi. Sì, il reparto di oncologia pediatrica è vero, ha detto una cosa bellissima, è proprio una famiglia, una casa. I bambini entrano lì e spesso sono costretti a stare lì dentro diverse settimane, diversi mesi e comunque ad essere seguiti da noi anche a volte per diversi anni. E con loro anche le loro famiglie indissolubilmente legati e inevitabilmente hanno tutti un grande bisogno di casa, un grande bisogno di umanità. Non è un reparto ospedaliero, è vero, è qualcos'altro, qualcosa di più, deve essere qualcosa di più e ci sforziamo di renderlo qualcosa di più proprio per questo. E allora, in questo senso, e vado adesso alla dottoressa Cinzia Favara Scacco, il vostro supporto, il vostro aiuto è fondamentale, perché supportare, sostenere non solo le famiglie, ma anche i più piccoli, mentre magari sono costretti a letto, non si possono alzare, sono più deboli, sono fragili in quei momenti, l'intervento di qualcuno che riesca in qualche modo a dargli forza, perché non basta molte volte soltanto la famiglia, serve qualcosa e in qualche modo anche far risentire un ambiente, dicevo prima, quasi a casa naturale, facendogli fare tutte le attività che quotidianamente si possono fare a casa e che in un ospedale è più complicato da fare, da realizzare. Certo, è fondamentale, anche in questo caso ha colto esattamente quello che è la mission di chi da un punto di vista psicologico incontra queste famiglie, questi bambini. Il luogo che l'ospedale viene vissuto a volte a lungo, per settimane, perché se i valori, tutto un equilibrio non viene raggiunto, chiaramente il bambino col genitore devono rimanere in reparto perché devono essere protetti. Proprio per questo, diciamo, i luoghi di cura, la bellezza dei luoghi di cura è uno degli obiettivi che ci siamo posti e che sono stati realizzati, e essendo un tema così delicato che coinvolge ognuno di noi, diciamo, da qui poi il coinvolgimento nel cercare di stimolare i bambini, i ragazzi, gli adolescenti. Ricordiamoci che oncologia pediatrica non vuol dire un limite ai 14 anni, ma si va anche oltre, riuscire a coinvolgerli in esperienze, come diceva lei, che possano stimolare la vitalità nonostante la malattia, nonostante l'ospedalizzazione, attraverso un processo che può essere la creatività, che come dire, è molto utile all'interno di un luogo come l'ospedale, è fondamentale, ma anche parallelamente tutta una serie di attività riabilitative, mentre c'è questa cura farmacologica e medica, in modo che la crescita possa avvenire in maniera parallela e la riabilitazione pure in maniera parallela. Professore, da questo esperimento adesso si va avanti, nasce qualcosa in più,
nasce questo master universitario di secondo livello in psicologia pediatrica, che è il primo proprio in Italia, collaborazione chiaramente tra l'università e chiaramente il Policlinico, oltre che con la ALAD e con Wonderlad. Sì, il master di psico-oncologia pediatrica, perché noi tutti che lavoriamo all'interno dell'oncologia pediatrica ci siamo inventati oncologi pediatrici, si sono inventati gli infermieri pediatrici, nessuno ha avuto una formazione specifica. Non esiste una scuola di specializzazione per pediatri per fare l'oncologia pediatrica, né per gli infermieri né per nessun'altra specialità. Noi tra l'altro collaboriamo tutti i giorni con tanti altri specialisti, con i radiologi, con i radioterapisti, con i chirurghi. Anche loro hanno a che fare con i nostri bambini, con le nostre famiglie, senza una formazione adeguata, senza una formazione specifica. E credo invece, in questo c'è l'illuminazione che ha avuto l'AD nel proporci di fare questa esperienza, credo che invece sia importante. Oggi che sappiamo tante cose in più, oggi che abbiamo imparato sul campo tantissime informazioni e anche il modo corretto di vivere l'esperienza con questi bambini, è giusto che la facciamo arrivare a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo, perché è un mondo che attrae molto le persone, però nel quale è difficile entrare proprio perché non tutti hanno le capacità, non tutti credono di avere le capacità, forse qualcuno ce le ha ma non lo sa, non se ne rende conto. Attraverso questo master noi speriamo proprio di rendere edotte le persone e rendere anche dal punto di vista pratico le persone pronte ad affrontare questo tipo di esperienza. Diciamo allora che è un laboratorio, quello che state mettendo su, un laboratorio che è diretto però a dei professionisti. Assolutamente sì, è un laboratorio che nasce dall'esperienza, direi ormai 30 anni, diretta con il mondo dell'oncologia pediatrica, con i medici, le famiglie, gli infermieri e tutto il mondo che ruota attorno. E come diceva bene il professore Di Cataldo, è una rete molto complessa, come sicuramente anche altre patologie, e riuscire a offrire un master, che vuol dire un luogo dove tutte queste professionalità possono ritrovarsi e fra di loro conoscere un po' meglio cosa vuol dire poter intervenire per aiutare il bambino, perché poi l'oggetto chiaramente nostro di riferimento deve essere sempre poter curare al meglio e prenderci cura al meglio del bambino con l'intero nucleo familiare, e fare in modo che questi professionisti all'interno di questo luogo del master possano conoscersi un po' meglio e vedere che nella rete possono lavorare meglio e condividere il peso che questo tipo di impegno comporta e non si è soli. Io credo che sia veramente molto importante proprio come avvio, come inizio, ed è aperto su scala nazionale. Abbiamo già degli iscritti che vengono da altre città che non sono siciliane, e questo credo che sia un ulteriore vantaggio, cioè vedere come si lavora anche in altre città, in altri centri, per fare uno scambio e quindi permettere questa rete di diventare un supporto per i professionisti e quindi prenderci cura anche di chi cura, dando uno strumento che questo master noi ci auguriamo possiamo riuscire a dare, tant'è che la IEOP, l'Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica, ci ha immediatamente dato il patrocinio come segno di grande rispetto e per incoraggiarci in questo lavoro. Credo che sia un bel segnale molto importante. Allora professore, chiudo con lei perché abbiamo un minuto per questo blocco e quindi abbiamo i tempi molto contingentati. Io torno sull'aspetto quasi umano e familiare, mi piace questo aspetto, soprattutto ci stiamo avvicinando alle feste, non è che arrivano le feste e le malattie scompaiono, c'è da affrontare anche queste situazioni, questi momenti molto, molto delicati. No, purtroppo no, sono malattie che non hanno calendario, non hanno
dichiarazione dei redditi, siamo tutti uguali dinanzi alle malattie. Il nostro reparto è sempre aperto, purtroppo sempre pieno in tutte le stagioni. A Natale ci sono tantissime associazioni, gruppi di persone, associazioni di professionisti che si avvicinano a noi, portano regali ai bambini e questo è bellissimo. Sarebbe bello che questo avvenisse tutto l'anno, ma in effetti tantissime persone sono vicine a noi. I bambini hanno bisogno di sentire questo calore. Il momento più brutto che abbiamo passato negli ultimi anni è stato il periodo del Covid, quando nessuno poteva avvicinarsi al reparto, eravamo tutti da soli, noi medici, gli infermieri e i bambini e le mamme, non c'erano nemmeno i papà, era un momento tristissimo, le psicologhe non potevano venire, la scuola non poteva entrare in ospedale. Oggi fortunatamente le cose sono diverse, sono cambiate, siamo tornati a come eravamo prima e veramente c'è la possibilità che questi bambini abbiano quello che a loro spetta, cioè cercare di vivere quasi la loro normalità in ospedale. Grazie al professor Andrea Di Cataldo, che è responsabile del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Catania, grazie anche alla dottoressa Cinzia Favara-Scacco, che è psicologa e presidente anche di LAD. Io chiedo alla regia, vedo in bassa frequenza dei segnali che stanno arrivando dall'esterno, allora facciamo una breve sosta, fra poco ci collegheremo con il Policlinico di Catania perché ci sono i test per medicina, avremo anche Monsignor Barbaro Scionti che vedo anche in bassa frequenza, vediamo di capire dove poter andare per primo. Grazie ancora per quello che fate, per questo bellissimo progetto, per questo master che è fondamentale per delle professionalità che diventano ancora più specializzate in questo campo, in questo settore. Breve sosta e poi di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giovedì l'ingresso di aria artica favorirà la formazione di un nuovo vortice di bassa pressione con tempo instabile, soprattutto al centro, anche al nord-est, mentre al sud avremo tempo migliore, anche in Sicilia. Le condizioni saranno in prevalenza soleggiate o al più qualche nuvola sparsa, con venti deboli o al più moderati. Le temperature in lieve ripresa nei valori massimi, saremo intorno ai 18-20 gradi su gran parte delle principali città e sulle zone costiere. Poi però tra venerdì e weekend questo vortice si rinvigorirà ulteriormente e andrà a interessare anche la Sicilia fin dalla giornata di venerdì, con nuvolosità in aumento, piogge e rovesci a partire dai settori occidentali, rinforzo della ventilazione da ovest e mari generalmente molto mossi o agitati. Le temperature inizieranno a calare, ma sarà soprattutto nel weekend che il calo sarà più sensibile e tornerà anche la neve sui rilievi dell'isola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, vedo già il segnale aperto sul Policlinico di Catania e vorrei sentire se riusciamo la nostra Desiree Ferlito. Buongiorno Desiree, appena un minuto e mezzo al massimo. Buongiorno Angelo. Buongiorno a te. Ecco, noi ci troviamo qui alla Torre Biologica, alla Cittadella Universitaria, con due aspiranti dottoresse, possiamo dirlo? Buongiorno. Allora, emozionate? Un pochino. Come è andata questa modalità, questi 6 mesi di formazione? Secondo me inutili, lo ripeto, perché non sono 6 ma sono 3 se tiriamo le somme e per me non sono stati, era una spiegazione inutile che il professore dava così perché era obbligato a darla, ma non c'era modo di interagire col professore, di avere dei chiarimenti sui dubbi, li abbiamo chiariti da soli, almeno questa è la mia esperienza, poi non so se gli altri ovviamente hanno avuto un feedback migliore. Allora chiedo un parere anche a te, la prima volta che sostieni questi test intanto? È già la mia terza, io sono capitata già 2 anni fa dalla prima modalità cambiata, questo è un altro tentativo, sì. Bene. Allora Angelo, tra pochissimo inizieranno i test, i ragazzi qui sono emozionatissimi, oltre 2000 gli studenti che oggi qui a Catania sosterranno questo test, è la prima volta con la nuova modalità per accedere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia introdotta appunto dal Ministro dell'Università e della Ricerca Bernini. Cosa cambia sostanzialmente? L'abbiamo detto, la riforma abolisce di fatto i test d'ingresso che erano appunto temporanei
temutissimi dai ragazzi, e offre la possibilità agli studenti di prepararsi, quindi di fare 6 mesi di formazione e poi dopo questi 6 mesi di formazione sostenere i test appunto che avverranno oggi. Ti do qualche numero, sono 7 le aule messe a disposizione. Sì. Desiree, ci fermiamo, magari ci ritroviamo Angelo, fra qualche momento con te, fra qualche minuto, no? Fra qualche momento torneremo di nuovo al Policlinico. Siamo qui. Poi magari ci racconterai se la situazione traffico, se questo spauracchio del traffico c'è oppure no. Ma intanto adesso voltiamo pagina e do il buongiorno e grazie per essere con noi a Monsignor Barbaro Scionti. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti ci guardano. Grazie. Allora, parroco della Cattedrale di Catania, ma diciamo dal 1° di novembre a questo punto anche il commissario dell'Associazione Femminile Sant'Agata alla Cattedrale in Catania. Allora di questo noi parliamo questa mattina, di questa che è una, qualcuno l'ha definita una svolta epocale per i festeggiamenti agatini. In realtà si tratta di un cammino attraverso il quale la Chiesa di Catania intende prendersi cura di quei devoti di Sant'Agata che hanno deciso di associarsi, di mettersi insieme per vivere l'esperienza dell'incontro nella Chiesa attorno alle virtù di Sant'Agata, che sono il grande tesoro della nostra comunità. La lettera pastorale con la quale l'Arcivescovo ci chiede in questo prossimo 900° anniversario del ritorno in patria dell'Enrico di Sant'Agata ci chiede di camminare sui passi di Sant'Agata per rendere ragione della nostra speranza, cioè Sant'Agata e i suoi devoti per la Chiesa di Catania sono una grande risorsa. Ecco perché, contrariamente a quanto magari va serpeggiando per errore o forse anche mi permette, per qualche dolo, non si cerca di azzerare le associazioni, al contrario, la cura dell'Arcivescovo e quindi della Chiesa di Catania è quella di dare alle associazioni il giusto ruolo, la giusta dignità nella vita della Chiesa catanese. Sono associazioni ecclesiali che devono vivere la comunione ecclesiale e devono vivere anche quella attenzione che il Beato Cardinale Dusmet volle dare in principio, perché al principio di tutte queste associazioni c'è il Circolo Cittadino Sant'Agata, voluto dal Cardinale Dusmet, voluto per 2 ragioni essenzialmente. La formazione alla vita cristiana, che non significa conoscere le cose di Dio, significa imparare a comportarsi nel mondo come il Vangelo ci insegna. E l'altra cosa è animare la devozione a Sant'Agata, cioè fare nostre le virtù di Agata, gli insegnamenti che Agata ancora oggi può dare al nostro mondo, quello di oggi, farli nostri e trasmetterli agli altri, quindi accogliere la testimonianza di Agata e custodirla non per noi stessi, ma per condividerla con il resto della comunità cristiana. Monsignor Credo Scionti, che questo è di ogni iniziativa e di questa iniziativa che è una parola d'ordine, ricominciare. Quindi se è ricominciare non stiamo chiudendo ma stiamo aprendo. grazie per queste precisazioni. Io le volevo dire anche un'altra cosa, il fatto che sia l'Arcivescovo sia la Diocesi in qualche modo a ricominciare questo percorso, no? È come voler dire c'è una regia proprio da parte della Diocesi in tutto quello che poi sarà coordinato, in tutto quello che verrà realizzato, quindi c'è questa nuova... Sì, prego. L'Arcivescovo ha nominato commissari dei diversi circoli, i sacerdoti che siamo impegnati, quindi il Circolo Cittadino Sant'Agata, il Circolo Femminile Sant'Agata fa capo il commissario e il prevosto della collegiata, Don Carmelo Asio. L'Associazione Sant'Agata al Carcere, il commissario è Don Pasquale Munzone, che è il rettore di Sant'Agata al Carcere. Come dell'Associazione Sant'Agata al Borgo, il commissario è il parroco di Sant'Agata al Borgo, Don Enzo Fatuzzo. Per quanto riguarda le associazioni legate alla cattedrale, l'Associazione Sant'Agata in Cattedrale è già commissariata
da Don Alfio Carbonaro, mentre io prenderò dalla nomina, prendo il commissariamento dell'Associazione Femminile Sant'Agata in Cattedrale. Allora, questo gruppo di sacerdoti, che già abbiamo cominciato a lavorare insieme, prima di tutto attorno all'Arcivescovo, e adesso stiamo continuando a lavorare noi, viviamo sotto quello che è il coordinamento del parroco della cattedrale, che non si impone per prestigio, ma semplicemente perché è il parroco della cattedrale, è qui che si vive poi la devozione a Sant'Agata. Quindi un impegno di coordinamento che grazie a Dio sta andando molto bene, perché il rapporto tra noi sacerdoti è ottimo e stiamo vivendo un clima di scambio di idee, di incontro, e pian piano aiuteremo questa nostra gente a sganciarsi dai luoghi comuni. Ecco, vede, l'Arcivescovo lo ha detto più volte, un clima di grande litigiosità, un clima di grande arrivismo. Noi abbiamo avuto la possibilità, perché l'Arcivescovo Cristina allora diede loro fiducia e fece fare le elezioni, una fiducia che però non è andata a buon fine. La maggior parte, una buona parte almeno delle due associazioni più grandi, nei loro direttivi, hanno avuto momenti di grande litigiosità, problemi che riguardano veramente alle volte situazioni anche molto becere, però è andata così. Allora si capisce che occorre una cura pastorale più attenta, che tende a togliere ed eliminare tutto ciò che può essere arrivismo, carrierismo, che può essere volersi imporre sugli altri, ma dare invece alle associazioni agatine un volto ecclesiale, un volto cristiano, in cui coloro che condividono il cammino alla luce del Vangelo, perché queste catechesi non sono il momento in cui c'è uno che parla e altri che ascoltano, devono diventare un momento di condivisione. La prossima catechesi, la prima catechesi che faremo il 26 novembre, sarà gestita proprio in questo senso. Io farò un'introduzione, Don Carmelo Asero farà la sua riflessione e quindi ci incontreremo, ci saranno delle domande, ci saranno delle risposte, cioè cercheremo di imparare a vivere la comunione ecclesiale, perché il devoto di Sant'Agata, soprattutto quello che si trova nelle associazioni, ha diritto di sentirsi curato pastoralmente, di essere attenzionato da ciascuno di noi. Monsignor e cercheremo Sciolti, di lavorare che pian piano poi il governo possa passare come è giusto ai laici, essendo essi associazioni. Monsignor Sciolti, semplicemente per chiarire, perché magari si leggono tante cose. Adesso, quando si parla di devoto semplice oppure socio effettivo, che cosa vuole significare questa cosa? Perché magari può mettere un po' di apprensione. No, nessuna apprensione. Magari si cerca di crearla, ma non va bene questo, perché non esiste. Allora, da sempre ci sono stati tanti soci che hanno il gusto, la gioia, che è bella e positiva, di sentirsi attraverso le associazioni più uniti a Sant'Agata, attraverso la coccarda, la partecipazione alle processioni, stare dietro allo stendardo. Ecco, per alcuni questo è motivo significativo di vivere la devozione in modo bello, semplice, niente di brutto, anzi di molto bello. Il problema qual è? Che a centinaia di iscritti non corrisponde la presenza, e questo è normale. Poi cosa avviene quando ci sono le elezioni? Che tutti votano, e voi capite che questo significa tante cose che sono umane. Non vogliamo creare tanto il problema, però è necessario che coloro che partecipano, coloro che vivono la vita ecclesiale davvero, possano governare l'associazione. Nulla toglie alla partecipazione alle processioni, nulla toglie alla presenza anche sporadica ai momenti di catechesi. Non è importante questo, è importante che si lavori per il bene e che emerga un gruppo che, lavorando ecclesialmente, cioè insieme, in comunione, guardando al Vangelo, cercando di testimoniare anche come si può, con le nostre pochezze, con le nostre povertà,
la nostra devozione a Sant'Agata, cerchiamo di lavorare per il meglio di tutti. Monsignor... Perché il popolo di Sant'Agata non è un gregge che va portato al pascolo per essere macellato. Il popolo di Sant'Agata è un gregge che va portato al pascolo perché, nutrendosi di Dio e guardando a Sant'Agata, sia un gregge forte, coerente, cosciente della bellezza e della bontà che Sant'Agata può operare nella vita di ciascuno di noi, rendendola ancora più bella. Monsignor Scionti, uno sguardo a Gesù. No, non voglio interromperla, però abbiamo dei tempi molto stretti, noi come sa siamo in diretta e quindi dobbiamo... Le chiedo semplicemente se riesce a darmi ora in questo momento una data per la presentazione dei festeggiamenti agatini 2026. E la data non è troppo lontana, non è neanche tanto vicina. Verrà comunicata dall'ufficio stampa della diocesi appena possibile. Comunque non siamo lontani. Benissimo, no, stiamo lavorando. Volevo avere una notizia in anteprima, semplicemente in anteprima. Comunque grazie davvero per essere stato con noi stamattina. Grazie per la simpatia, per la serenità. Buon lavoro e salute e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Grazie, una buona giornata anche a lei. Adesso io vorrei andare, vedo già dei collegamenti attivi anche a Siracusa. Allora andiamo a Siracusa dal nostro Francesco Aloi. Nel frattempo prepariamo anche il collegamento. Facciamo prima pubblicità e poi andiamo da Francesco Aloi. Ti vediamo, Francesco, fra pochissimo torniamo da te, resta lì. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora, come promesso, andiamo da Francesco Aloi a Siracusa. Buongiorno Francesco, buongiorno anche al tuo ospite. Si tratta di Marco Zappulla, che è l'assessore alle politiche sociali del comune di Siracusa. Diciamo, stamattina parliamo di rifugi per i senza tetto. Ce n'è uno nuovo a Siracusa. Eh sì Angelo, ciao, buongiorno Sicilia, noi siamo proprio nel cortile della stazione di posta 48, vedete quel portone alle nostre spalle? Chi lo varca lo fa perché ha bisogno di aiuto, qui può trovare un tetto sotto cui stare, qui può trovare un bagno dove fare una semplice doccia, ma non solo questo, perché questa struttura che ha aperto da poco offre diversi servizi e capiamo quali con il nostro ospite che è l'assessore alle politiche sociali del comune di Siracusa, Marco Zappulla. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. E allora, questa struttura perché è così importante? È, diciamo, un faro in mezzo al buio, possiamo dire così? Sì, questa struttura nasce intanto con l'esigenza di dare un rifugio, di poter dare un sostegno, un conforto immediato a chiunque ne abbia bisogno, perché questa struttura è sempre aperta, perché questa struttura è anche in una zona strategica della città, perché questa è una zona particolare, perché è quella della stazione, quindi sappiamo che spesso è zona dove stanno per strada diversi senza tetto, quindi diventa anche strategica sotto questo punto di vista. Questa secondo me, quella che abbiamo alle nostre spalle, è una porta della città, una porta di assistenza, una porta di solidarietà, perché non si limita solo a dare un'assistenza immediata, ma qui viene intrapreso un percorso nuovo, perché all'interno esiste uno sportello sociale che è formato da operatori competenti e dopo parleremo anche come nasce l'idea di questa struttura. Per continuare, dico, non è solamente un posto di rifugio, ma anche un posto di rinascita, perché verrà intrapreso un percorso di reinserimento sociale, oltre che lavorativo se possibile, perché qui possono nascere opportunità. Intanto qua parliamo di residenza, che è una delle grandi tematiche, una delle esigenze del territorio di chi ha più bisogno di noi. Oltre che un disbrigo pratico, un'assistenza legale, oltre che essere presi in carico dai nostri servizi sociali, che poi è quello che serve proprio per essere reinseriti all'interno della società. E quindi si pensa allora al soccorso per chi magari la notte dorme o dormiva fuori, ma si pensa anche al futuro, al domani, perché è importante poi togliere queste persone dalla strada, far trovare loro un qualcosa, un lavoro anche, insomma, farle reinserire nella società.
Esattamente, questo è l'obiettivo, questa è la mission di Stazione di Posta. Rifugio, conforto istantaneo, rifocillarsi, ma allo stesso tempo restare qui temporaneamente, perché all'interno abbiamo 6 posti letto, quindi sono dei posti temporanei, quindi prendiamo in carico il soggetto e lo accompagniamo verso un percorso. È chiaro, questo non significa che terminati i primi giorni e poi esce fuori dalla nostra copertura. Sarà sempre seguito dai nostri servizi sociali, ma già qui ha un primo impatto, una prima conoscenza proprio con quello che è il comune e i servizi che noi possiamo offrire. Assessore, le chiedo scusa, questo sì. progetto, dicevo, nasce, è una coprogettazione tra l'istituzione comune e un privato sociale, e quindi è una sorta di sinergia tra il pubblico e il privato. Esatto, stavo arrivando proprio qui, perché oggi, a mio avviso, per fare politiche sociali, soprattutto per un'amministrazione, creare servizi sul territorio che lasciano il segno, per far questo secondo me è inevitabile, anzi è fondamentale incentivare la coprogettazione con il privato sociale, perché sappiamo che la macchina burocratica, amministrativa, spesso magari più ingolfata, può essere anche più lenta nell'erogazione di servizi, mentre il privato sociale ci assicura un dinamismo, ci assicura anche delle pratiche più snelle. Unendo queste nostre forze riusciamo finalmente a creare servizi importanti sul territorio. Questa è la dimostrazione, perché questo nasce dall'amministrazione pubblica che si unisce con un'ATS formata da diverse cooperative sociali che sono qui, e creiamo questo importante punto di riferimento per la città. Io credo che soprattutto per fare politiche sociali bisogna andare in questa direzione, bisogna indirizzare, bisogna avere questa visione di politica sociale, cioè di un partenariato pubblico e privato. Francesco, andiamo a chiudere, abbiamo un minuto adesso, semplicemente per capire gli orari di attività di questo rifugio. È attivo tutto il giorno, è attivo soltanto la notte, da che ora a che ora, così magari chi ci ascolta può apprendere e magari ha notizie di qualche senza tetto e può magari aiutarlo. Eh sì, infatti Angelo, magari gli orari ce li ricorda l'assessore, però io oltre a questo, brevemente sempre, volevo dire che già in questi pochi giorni di apertura sono venute qui diverse persone. Ma chi è che viene qui? È un italiano, un siracusano, uno straniero? Ecco, oltre agli orari. Questo posto, importante dire, aperto a chiunque, quindi a cittadini italiani, stranieri, senza tetto, a chiunque ne abbia bisogno. Una cosa importante è che questo progetto è abbinato anche ad un altro servizio che noi abbiamo creato, che è il pronto intervento sociale, detto PIS, cioè un numero verde attivo H24 7/7 che ci consente di poter ricevere segnalazioni istantanee su senza tetto presenti all'interno della città e andarli a recuperare. Gli orari di rifugio? Gli orari di rifugio, abbiamo lo sportello sociale che è qui sia la mattina che il pomeriggio, mentre la sera dalle 7 di sera in poi siamo sempre qui proprio per poter consentire la mensa e il servizio di alloggio notturno, perché all'interno sono anche presenti docce e lavanderia. Molto Angelo, bene, grazie allora Francesca Loi, grazie anche al suo ospite per noi stamattina, collegato da Siracusa, l'assessore alle politiche sociali del comune di Siracusa, Marco Zappulla. Buon lavoro davvero. Che insomma progetti come questi ce ne possono essere tanti altri. Adesso vado invece in via Santa Sofia a Catania, dove c'è la nostra Desiree Ferlito. Abbiamo prima sentito i ragazzi che si apprestano, abbiamo detto sono circa 2000 a fare questo test di ingresso a medicina. Qual è invece la situazione traffico? C'era lo spauracchio di tutto potesse andare in tilt, mi pare di vedere che c'è grande serenità. Ecco. Allora sì, ci troviamo proprio qui all'ingresso del pronto soccorso. È un doppio esame per la città oggi, lo abbiamo detto Angelo, uno riguarda appunto gli studenti, l'altro riguarda invece la viabilità. Abbiamo spesso documentato all'interno dei nostri telegiornali la difficoltà delle autoambulanze di accedere al pronto soccorso e devo dirti che sta andando bene. Abbiamo qui il comandante della polizia municipale e ci diceva che insomma sta procedendo bene. Non sono il comandante, sono il responsabile della viabilità. Sì, attualmente come voi potete notare sta andando più che bene, il traffico è molto scorrevole, abbiamo avuto solo una punta di non intasamento ma di uno scorrimento lento,
ma quello è naturale quando le persone si recano al lavoro, i bambini vengono portati a scuola, ma finito quel momento critico poi adesso è tutto abbastanza scorrevole e tranquillo. Il problema, Angelo, lo sappiamo, sono le macchine che vengono parcheggiate proprio lì all'ingresso del pronto soccorso. Già dalle prime ore di stamattina posso dirti che il carro attrezzi è entrato in funzione, sono diversi mezzi che sono stati appunto rimossi dal carro attrezzi. Molto bene, grazie Desiree. Ci puoi dare qualche indicazione invece sui test? Sono già scattati? Quando cominciano i test per i ragazzi, diciamo, per medicina? Allora, i test sono già iniziati. Ci spiegavano che per gestire il grande afflusso di ragazzi presenti oggi sono 7 le aule messe a disposizione dalla cittadella universitaria, 3 le prove che sosterranno i ragazzi, 45 minuti ogni prova, con una pausa di 15 minuti tra una prova e l'altra. Lo sappiamo, questa è solo una prima possibilità per chi non riuscirà a superare oggi i test. C'è un secondo appello che è già stato fissato per il 10 dicembre. Molto bene, grazie per il contributo che ci hai dato sia da via Santa Sofia sia da Policlinico, dove i ragazzi hanno già avviato il loro test di ammissione a medicina. Buon rientro ovviamente in sede, grazie alla nostra Desiree, con lei anche il nostro operatore Angelo Pandolfo. Adesso è il momento di cambiare argomento, andiamo a vedere cosa ci dicono le stelle per oggi. Parte la sigla dell'oroscopo con Marco Amato. Bentornato e ben trovato anche a Marco Amato. Buongiorno Marco, le stelle cosa ci dicono oggi? Cosa ci suggeriscono? Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Oggi stelle d'acqua, quindi pesci, cancro, scorpione sono assolutamente in pole position nello zodiaco. La luna si fa nuova. Che cosa significa? La luna passa da Scorpione a Sagittario doppiando il Sole. Quando il Sole e la Luna si doppiano, ovvero si congiungono, la Luna rinasce e diventa nuova. Il che significa, essendo la Luna il pianeta con cui noi percepiamo la realtà, la maniera di impostazione emotiva che ogni segno zodiacale acquisisce. Dunque, ve la racconto segno per segno. Per Ariete questo passaggio della luna nuova significa semplicemente aggiustare un po' il tiro nel rapporto di coppia, e ci riescono proprio perché hanno un'intesa assolutamente passionale e istintiva. Toro, i dubbi che suggerisce questa luna, che dall'opposizione Scorpione passa un baldanzoso assolutamente inarrestabile Sagittario, vi dicono semplicemente che potete andare sereni verso la direzione che avete scelto in tutti i sensi, quindi forza Toro. Gemelli, per voi la giornata è assolutamente molto riflessiva, proprio perché dovrete valutare il feed che avete avuto, tutta una serie di riscontri su un buon lavoro fatto, su una buona conduzione dei vostri sentimenti, e sentire anche l'altra parte cosa ne dice. Cancro, per voi è una giornata trionfale come tutti e 3 i segni d'acqua, tant'è vero che la luna vi saluta anche dandovi un premio, come è successo a un cancro importantissimo, è Tom Cruise, cancro, che ha ricevuto l'Oscar alla carriera. Oggi si ricreano un po' le condizioni di quello che è il suo oroscopo natale, quindi auguri a Tom Cruise. Per voi è una giornata invece che parte un po' noiosa, invece poi diventa bellissima, perché la luna da quadrata diventa invece di trigono, per cui vi spinge assolutamente a esprimervi. Un pomeriggio fantastico. Vergine, per voi la giornata oggi porta consiglio, porta un amico, porta un dialogo, porta un confronto molto importante. Avevate dei dubbi, oggi qualcuno ve li chiarisce. Bilancia, per voi invece è una giornata più all'insegna della comunicazione, di una comunicativa più coraggiosa, meno ingessata come voi diplomatici. Bilancia in genere sapete fare, quindi oggi relazionatevi bene e senza filtri. Scorpione, la luna oggi vi saluta lasciandovi soli con Venere a vivere il vostro sogno d'amore. Ottime notizie per lo Scorpione. Sagittario, arriva la luna a sconvolgervi i piani, ad addolcire un po' il cervellotico Mercurio, il sovraeccitato Marte. Oggi più sentimento. Capricorno, per voi è una luna che porta un dubbio, ma un dubbio non poi così drammatico, nel senso che avete un'intuizione che le stelle vi consigliano di seguire, non sbaglierete. Acquario, per voi la luna di pomeriggio diventa un momento di protagonismo, un momento bello, piacevole e pieno di amici. Oggi visite per gli Acquario.
pesci, per voi è una giornata ottima, ricca e piena di grandi soddisfazioni, un pomeriggio in cui accuserete però un po' di stanchezza. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata con la luna nuova e grazie per le splendide immagini della mia Agrigento che avete mandato poco fa. Ho visto pure Castel Sant'Angelo a Licata, mi sono emozionato. Buongiorno Sicilia. Grazie allora al nostro Marco, ci rivediamo domani per quelle che sono le previsioni del fine settimana delle stelle. Prima di andare da Marco Carli c'è un'agenzia che diamo l'aggiornamento perché il GIP e il Tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta di arresto avanzata dalla DDA di Palermo nei confronti del gastroenterologo Sebastiano Bavetta, che il 3 novembre del 2020 eseguì la colonscopia sull'allora latitante Matteo Messina Denaro. Il padrino all'epoca usava una falsa identità, il dottore, lo ricordiamo, è indagato per favoreggiamento aggravato, dunque vedremo quali saranno gli sviluppi ulteriori. Marco, da te. Per lo sport facciamo una rapida pillola come sempre con la Gazzetta dello Sport, perché oggi è una giornata importante per il calcio, perché c'è il sorteggio per i playoff dell'Italia. Sappiamo che in Italia è strano pensare che si potrebbe non partecipare ai mondiali per la terza volta di fila, ma curiosamente fra le squadre che devono essere sorteggiate con l'Italia per la semifinale, che l'Italia giocherà in casa essendo testa di serie, ci sono tutte le nazioni che hanno eliminato l'Italia nei 3 mondiali in cui l'Italia non ha partecipato. Svezia, lo ricordiamo, Nord Macedonia sono le ultime 2 e poi l'Irlanda del Nord, che è quella prima di tantissimi anni fa, 58 se non ricordo male. Pericolo Svezia, riecco i macedoni e poi se si va in finale bisognerà vedere chi troverà l'Italia. Il titolo di apertura però curiosamente non è per la nazionale ma per il derby di Milano, che è la partita più attesa del prossimo turno di campionato e che ritorna con l'Inter che ritrova Thuram al top, il Milan che scatena Rabiot, ma a preoccupare i 2 tecnici ci sono i 2 giocatori più forti probabilmente delle 2 squadre, Cialanoglu da una parte e Modric dall'altra. Grazie Marco, buongiorno Sicilia, torna domani come sempre, auguro a tutti voi la buona giornata e restate chiaramente insieme a noi.